Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Dino Liotta di Licata, provincia di Agrigento, Licata Parmonval, giornata numero 4 del girone A di eccellenza siciliana. Privitera impegna così Tarantino, calcio d'angolo. Retropassaggio rischioso con Vetrano a volerci credere. Nuovo colpo di testa alla Piana, scippa il pallone, calcio dalla distanza, finisce fuori. Adesso Arario circonda l'area di rigore Licata, pallone verso Manfred, Tarantino in qualche modo, poi il tiro di La Piana. Privitera eventualmente dietro per il cross effettuato, colpo di testa a girare di Manfred. E catapulta di Privitera in mezzo verso Manfred, non la prende, occhio alla Piana, la rovesciata, la incrocia! Mamma mia, La Piana a un passo da un gol spettacolare. La Piana, duello con Messina, c'è il cross a rientrare, occhio al colpo di testa parato da Tarantino, il tentativo di Brugnone. La Piana, pallone ancora verso il centro dell'area, il tiro di Merola piazzato, deviazione, il gol di Merola, anche un po' fortunato, ma è anche così che si fa gol 1-0 del Licata con Merola. Vorrebbe trovare qualcosa entro la fine del primo tempo, occhio a Matteo Gonzalez, grande azione di prima, Perez davanti la porta, deviazione sotto porta Vetrano, il pareggio della Parmonval. E infatti non ha mollato la squadra di Vittorietti, trova l'1-1 a 10 minuti dalla fine del primo tempo. Ancora Brugnone, cross di prima, si va giù, tutto regolare, Palmisano incrocia Tarantino. Arario, cross dentro, Palmisano! Privitera che gestisce, fa ripartire tutto, La Piana ha sfiorato il palo con una rovesciata, adesso incrocia per i giallo-blu, subito battuto, Privitera, secondo palo, Manfred! È ancora buona, Privitera ci crede più di tutti, ributta in mezzo, finisce su Merola. Parte il cross, in due a scontrarsi, La Piana sulla linea rappa. Arario, cross in mezzo, diretto, non c'è nessuno in area piccola. La Piana controlla, mancino destro, adesso è tutto su Privitera, occhio al pallone dentro, Palmisano non calcia, adesso sì! Luca Palmisano, 2-1 Licata, i giallo-blu sono di nuovo in vantaggio. Palmisano chiede palla Arario, Palmisano invece va verso la fascia di sinistra, attacco di Manfred, occhio alla corsa di Tedesco, occhio alla Piana, risponde Tarantino. Arario, duello con Contessi, lo manda un po' via, è sempre di Arario, gioca col pallone, mette in mezzo, secondo palo, aggancio, conclusione alta con Vincenzo Manfred, tutto buono, pettinato Merola, allarga, Arario, spazio, calcia! Fuori, a disposizione degli avversari, Vicentin mette in mezzo un po' dietro per Perez, il pallone su, arrivano in tre, Perez in mezzo a due passa, non subisce fallo, poi il tiro, fuori! Da parte di Matteo Gonzalez, sale Licata, il nuovo entrato Imbroggiano che lancia in questo modo, Maitini bloccato, Imbroggiano! 3-1 e invece la chiusa il giovane, la chiude Licata e tutti sotto la curva. Imbroggiano allarga liscio di Birardi, allora la va a prendere il Licata con questo piazzato da parte di Barracco, respinto da Tarantino. Barracco si accentra, sale anche con il mancino e il tiro di Barracco, si aspetta soltanto il triplice fischio e infatti arriva adesso ufficiale il 3-1 del Licata sulla Parmonval. È felice il ritorno dei giallo-blu al Dino Liotta.